cosa proprio uscire, chissà sempre la speranza, su un tenta a partire, lui stella troppo bene, non ti sfida sul cammino, lui stella troppo bene, non tu devi camminare, ti steccare, lui stella non tenta in mezzo lì, non vi vedo, ti steccare, lui stella ma lasci cantare, ti come scontare. E ti butti di rispettare e tu sai costellazione chi sei saputo lontano e oglione cassatore e un grande migliore ti steccare sulle mani tu li stecca non tenta in mezzo lì non vi sento ti steccare tu li stecca ma lasci cantare a voi gridare ti steccare tu li stecca non tenta in mezzo lì più su ti steccare tu li stecca ma lasci cantare ti come ascoltare. Severità e naschivo in Barcellona capelli di Catania batti strada con la Susi la campagna si sputò in impegno serietà poi potremo dominare di steccare tu li stecca non tenta in mezzo lì di steccare tu li stecca non lasci cantare ancora di steccare di stecca non tenta in mezzo lì di steccare tu li stecca ma lasci cantare ti come scontare. È stato veramente magico e un applauso grande lo farei sicuramente stasera a Antonio e a Martina che hanno tenuto fede alle bandiere, appunto essendo qui tutti e due da piccoli adolescenti ad ascoltare un concerto sicuramente irripetibile. Ebbene signori, stasera vorrei ringraziare prima di tutto le persone che hanno collaborato affinché questa manifestazione si potesse veramente avverare, quindi in primis tutti i cuochi che sono arrivati da tutta la Sardegna per cucinare queste 150 pecore. Un applauso, fatevelo. Tutto dovuto per l'AIST. Ebbene, dopodiché ringrazierei anche l'amministrazione provinciale di Nuoro che ha creduto in questo progetto, quindi in particolare l'assessore Paffi. Fate un applauso perché senza di lui sicuramente non ce l'avremmo fatta. Grazie anche agli altri enti, comuni, insomma, e tutti quelli che hanno partecipato, Fondazione Banco di Sardegna e via dicendo. Ebbene, sapete, a volte raccontare queste cose da qui sopra non è così facile, vero? Stasera ci siamo riusciti. Nonostante tanti impegni, nonostante tante cose, siamo qui e abbiamo suonato per voi. Ebbene, signori, hanno suonato per voi stasera Luca Chessa, chitarra elettrica. Sandro Canova, basso. Luca Floris, batteria. Facciamo un nome. Daniele Barbato, tastiere. Simone Pala, sax. E poi tutto lo staff di Cose Elettroniche, da Giovanni Carlini
al nostro Ivan, ai nostri ragazzi, fategli un applauso perché sono quelli che si fanno un mazzo così grande da una settimana e nessuno li conosce mai, quindi grazie a Cose Elettroniche di Sassari e grazie logicamente, oltre che Giuliano Maleuccio che ha condotto magistralmente questa stupenda serata, un grazie va anche ai tecnici di Sardegna 1 che hanno sicuramente fatto il massimo per ottenere un risultato che è impeccabile. E l'ultima cosa è questa: io non so quando, forse potrà ricapitare di fare questo evento. Spero che l'anno prossimo si possa ripetere, però signori credetemi col cuore, se ci saranno i casini di quest'anno, non lo rifaremo. Voci di Maggio cambierà aria, andrà via. Sapete perché? Perché non è bello organizzare e fare, è bello che la gente collabori e quindi dopo aver riempito alberghi, bed and breakfast e tutto, forse a qualcuno non gli basta e noi allora siamo costretti ad andare via. È stato magico stasera avervi qui e l'ultima cosa è questa. Prima di lasciarvi logicamente al concerto dei Modena City Rangers. Se un giorno, non so quando, non so dove, dovesse capitare così per caso di vedere un ragazzo vestito in berretto, velluto e scarponi, non preoccupatevi, canta solo canzoni. Ciao, a me da Sanders. Gigi Sala, chitarra e voce! Stefano Poesi, luci, grande, ciao! È stato veramente magico avervi qui. Sollevati tutti in alto le mani, non vi vedo stasera. Quanti siamo? Quanti? E quanti potremmo essere ancora? Rispettare, rispettare. Grazie agli Stentales, un applauso ancora per gli Stentales di Nuoro. Vieni Gigi, vieni vicino a me, anche perché avete visto all'ingresso, ma potete vederlo anche andando via, questo omaggio. Vieni avanti, vieni, tra un po' ci saranno anche fuochi artificiali. Avete visto questo omaggio che oltre a essere un segnale di Sardegna è anche un contenitore di CD, perché questo è il nuovo lavoro degli Stentales su Mezzus. Come mai quest'idea? È nata così perché forse il migliore si può contenere sicuramente dentro un video e dentro una cassetta, ed è questo, Senti Gigi, allora ci sono delle persone, adesso tu poco fa hai detto delle cose, però che una mano ve l'hanno data, e ovviamente abbiamo parlato prima, abbiamo ringraziato l'assessore Paffi, ma anche un altro consigliere regionale di Nuoro, Giuseppe Luigi Cucca, in questo senso ha dimostrato sensibilità. Io inviterei l'onorevole Cucca e inviterei anche Bruno Musu, che è l'amministratore della Norese Calcio, perché volevano salutarti da vicino. Eccoli qua, facciamo un applauso ai nostri due ospiti mentre prepariamo lo spazio per altre avventure legate allo spettacolo e alla musica. Quindi, onorevole Cucca, se vuole porgere un saluto credo che farà piacere ai presenti. Che dire, è un colpo d'occhio che è straordinario, e chi non crede a questa manifestazione fa molto male.
da anni che lo ripetiamo e crediamo che dobbiamo insistere tutti insieme per ripetere e andare avanti. Guardate, vederlo da qui è una cosa che è veramente straordinaria, è una cosa incredibile. Speriamo l'anno 21 di trovarci ancora qui, faremo il possibile, tutto quello che si potrà fare lo faremo per essere ancora qui. Grazie. Ovviamente Bruno Musu rappresenta la Nuorese Calcio e tu volevi dire una cosa in proposito. Avremmo voluto avere Roberto Coveani, però stasera è stato impossibile per impegni purtroppo presi precedentemente. Ebbene signori, l'importante è che domani saranno i playoff e la Nuorese vincerà a tutti i costi e salirà in C1 e salirà. Non ci credete? Un applauso più forte, salirà in C1! È stato veramente magico e un applauso grande lo farei sicuramente stasera
a Antonio e a Martina che hanno tenuto fede alle bandiere, appunto, essendo qui tutti e due da piccoli adolescenti ad ascoltare un concerto sicuramente irripetibile. Ebbene signori,